parlato? Mi hai parlato? Mi hai parlato? Allora perché dicono di sì? Tu mi conosci? Mi conosci? Mi conosci? È il video shock del pestaggio della studentessa minorenne di Spinea da parte del branco di coetanee, composto da 4 compagni di scuola con una quinta fuori campo che filma il tutto col telefonino. Mi hai sparlato, dice la bulla col piumino rosa e giù il primo schiaffo, quindi il secondo e il terzo, mentre la stessa bulla le ripete a mantra per altrettante volte: tu mi conosci, mi hai sparlato? No, perché dicono di sì. Il tutto mentre un'altra col piumino nero che si trova alle spalle della vittima le tira un calcio, la strattona e poi le tira i capelli fino ad atterrarla, trascinandola sempre per i capelli. Tutti a guardare e a ridere anche del trofeo rimasto in mano all'ultima delle sue aguzzine, la ciocca di capelli che le hanno appena strappato, strazianti le urla della ragazzina bullizzata. Mi conosci? Ridono della violenza commessa, tutte tranne lei, la vittima, che ora sta in silenzio, impaurita, sola, senza nessuno a sostenerla, a darle conforto di più, ad aiutarla, anzi, dalla brutale aggressione seguono pure le minacce sussurrate. Non dire nulla, non denunciare, altrimenti la prossima volta sarà ancora peggio, le intimano. Ascoltami bene. Ascoltami bene. Se mi arriva una denuncia per uno schiaffo, per una La barbara violenza consumatasi qui in piazza Enrico Fermi in pieno giorno a Spinea viene però postata poche ore fa da un adulto sulla pagina Facebook Cosa succede a Spinea, con il video rimosso poco dopo dall'amministratore. Noi di questo video ovviamente abbiamo oscurato i volti delle bulle, il biasimo di tanta sconcertante violenza da parte del primo cittadino di Spinea, Franco Bevilacqua. Sì, certamente si tratta di un'aggressione pura, grave, però è anche l'unico episodio di cui noi siamo a conoscenza anche con le forze dell'ordine che stanno seguendo questi episodi.